navigare nel mare Mediterraneo vuole dire navigare nella storia. I Tirreni, i Sardes, i Peleseti, i Tursa, i Siculi sono solo alcuni degli antichi popoli del mare che hanno colonizzato le coste del Mediterraneo attorno al primo millennio a.C. Ma chi c'era prima di loro? C'è stato un tempo in cui un popolo di navigatori e costruttori di mura ciclopiche ha lasciato testimonianze incredibili. Li chiamavano Pelasgi, ma chi erano e da dove venivano? Lungo le coste del Mediterraneo si possono ancora incontrare le loro tracce, per esempio a Norba, in Lazio. Siamo davanti a Porta Maggiore a Norba. In Calabria, sulla Sila. Qui c'è puzza di Pelasgi. In Salento. Sono mura che hanno una struttura megalitica. E poi lungo il canale di Corinto fino ad Atene. Sono sotto l'Acropoli d'Atene. E a Micene. Finalmente sono qui, a Micene. Fino a Troia. Alla ricerca delle rotte dei popoli del mare e dell'origine dei Pelasgi. Il nostro viaggio nel Mediterraneo ci farà scoprire vestigio di un antico passato che è quasi sconosciuto. Non ci resta che navigare. È più di un mese che navighiamo per il Mediterraneo e finalmente siamo arrivati dalla parte del Peloponneso dove c'è Micene. Ma Micene non si vede perché Micene è nascosta dietro una montagna. Era imprendibile e soprattutto si riparava dagli sguardi indiscreti di chi voleva conquistarla. Micene l'imprendibile, Micene dalle grandi mura, Micene dalla bellissima Porta dei Leoni. Micene, la patria di Agamennone e Clitennestra. Micene che vide Cassandra arrivare qui prigioniera da Troia. Micene degli Achei. Un posto veramente magico, stupendo, meraviglioso che andremo finalmente a vedere. Laggiù. Ora via terra siamo arrivati alla patria di Agamennone e Clitennestra, a Micene. Ci posso credere. Il luogo che dà il nome a tutta questa misteriosa civiltà mediterranea, precedente alla Grecia classica e che si esprime attraverso la costruzione di mura poligonali megalitiche, mura sorprendentemente simili a quelle di Cusco e Machu Picchu, in Perù. Finalmente sono qui, a Micene, davanti alle mura ciclopiche che reggono questa struttura meravigliosa che è appunto la Porta dei Leoni di Micene. Lei è stata qui. Lei chi? Cassandra, ignorante. Questi leoni di pietra, ora senza testa, l'hanno fissata. È Cassandra che arriva al seguito di Agamennone, conquistata da Troia, e arriva sotto la Porta dei Leoni. È la storia di Cassandra vista appunto da Christa Wolf ed è un capolavoro unico perché ci dà un punto di vista diverso, il punto di vista di una donna che non viene creduta, di una donna che è contro la guerra, di una donna che ricorda una mitologia e una divinità antica che nessuno più rispetta perché Agamennone è il trionfo del patriarcato. Io questa porta l'ho studiata nella storia dell'arte ed è qui che Agamennone appena entrato morì, assassinato dalla moglie. Ed è incredibile perché nei libri di storia dell'arte sembra molto ma molto più piccola, invece È vero, è monumentale. sì. Lo sai quella colonna che cosa potrebbe significare? No. La divinità aniconica, cioè senza immagine, che preesisteva a tutto. Cosa potrebbe essere? Dea madre. Certo. Quindi il monoteismo, il primo monoteismo del Mediterraneo.
pianura fertilissima sotto Micene. Micene che è anche il nome di una regina così importante da essere ricordata come una regina piena di virtù dal grande e bellissimo diadema. Questa montagna che abbiamo da questa parte protegge Micene. Micene può vedere tutto, può controllare tutto. Ma non è vista. Sì, sì. E dall'altra parte c'è quest'altra montagna Sì, che la protegge. da Epidauro che non si vede. Quindi il mare praticamente è qui, insomma. Ed è nascosta, incredibile. Cioè, quindi avevano scelto questo luogo e avevano scelto per fare Micene questo posto particolare. Questa montagna fra due montagne fatte a piramide. Erano evoluti, dai, avevano una cultura di base già potente e aveva già un gusto, un'estetica, una sapienza. E allora? Forse c'è qualcosa che noi ancora non valutiamo ed è molto più trascendentale. Forse qualcuno ha informato l'umanità dall'alto. Una spiegazione trascendentale di tutto questo. Forse c'è qualcuno che ha informato l'umanità. Anche perché c'è sempre questo rapporto continuo con questi dei. Prima gli dei fanno da soli, poi dopo intervengono sugli uomini, poi si mischiano, poi fanno figli, poi i figli diventano semidei. Allora gli uomini vogliono discendere dagli dei per un grado, per 2 gradi, no? Sono mezzo Dio anch'io, ho del divino, ho dell'immortale. Sono un eroe. Secondo me l'archeologia razionale, quella che quella che hai studiato te, ha dei limiti. Certo. Perché a un certo punto quello che non può spiegare lo definisce o mistero o leggenda. E invece, al limite, studiando la mitologia E le leggende possiamo scoprire veramente l'origine dell'uomo. Poi che tipo di uomo fosse, questo è tutto da scoprire. E quello che si andrà a scoprire poi Cambierà molto le carte in gioco. esatto, però cioè, è questo positivismo per forza, no? Cioè ti fanno una storia dal punto di vista dei rapporti economici, eccetera, Certo. eccetera, che è sicuramente importante, però ti toglie tutto il senso vero della domanda di base, no? Da Toglie dove la parte veniamo. sociale, filosofica, femminile, perché sembra che la storia sia sempre fatta solo dagli uomini. E ma da non è guerre così, o è da guerre. conflitti o da Quindi, conflitti secondo me di è proprio tipico da rivedere anche tutto questo aspetto, il femminile legato anche poi a quello che è la spiritualità, perché ci vengono a dire che la spiritualità è solo legata all'uomo, ma io proprio non era così, infatti non era così. Però si apre un nuovo canale, si aprono nuove ricerche. Solo che queste non sono dal punto di vista archeologico corrette. Tradizionale. Allora, vicino al circolo funerario, che è quello lì, è quello che ha scavato Schliemann. Te pensa, questo qua viene qui, scava e trova le maschere e dice: la maschera d'Agamennone, ho trovato Agamennone, basta, ho trovato i grandi re, no? In realtà ha trovato delle maschere più antiche ancora, relative al 1600 a.C. Quindi questo circolo funerario è ancora più antico di Agamennone. Qui c'era il palazzo del re e lassù c'era appunto questa montagna che sembra una piramide, che copre la visuale dal mare. Così Micene era nascosta. Il pavimento della sala del trono si dice che era fatto da lastre sottili di pietre che erano molto ben levicate, che coprivano la parte principale della sala del trono. Ed era tutto dipinto. Tutto intorno abbiamo le pareti che erano tutti dipinti degli affreschi. Erano molto simili a quelli dei Minoici, cioè Di Santorino. praticamente la regina dei serpenti, con il corpetto, con il seno fuori che si vedeva, era proprio identica, no? Una cosa meravigliosa che è molto molto importante è che i Micenei sono stati influenzati, hanno conquistato i Minoici, possiamo dire, perché sono arrivati lì a Creta e sono stati influenzati soltanto dal punto di vista artistico, cioè troviamo le stesse cose nella pittura, nella ceramica e negli affreschi. Invece dal punto di vista architettonico abbiamo palazzi che sono completamente diversi. Cioè il palazzo del re, diciamo, era concepito in questo modo, diverso dal tempio classico, no? Cioè era proprio il palazzo, quindi con l'apertura sopra, con il focolare, con le 4 colonne. Beh, non è circolare, altrimenti ti direi che assomiglia a una iurta, una iurta mongola. Là c'è Argo.
là sopra quella montagna. La più antica forse del Peloponneso, la città pelasgica. Sì, che poi ha continuato la sua storia, abbiamo tratti del periodo arcaico, classico. Esatto, però ecco, vedi com'è importante il discorso dei pelasi, no? Alla fine delle popolazioni che sono da queste parti, che girano su barche, non sappiamo molto, no? Non sappiamo delle loro origini, però sappiamo da Omero, lui parla di pelasgi. Visto che lavoravano la pietra nello stesso modo, no? E Omero stesso le chiama pelasgi, si potrebbe pensare che forse le popolazioni che abitarono questi luoghi, allora Argo prima, Tirinto poi, Micene ancora dopo, avevano una radice comune e questa radice si diffonde, perché io queste mura le ho viste anche nel Mediterraneo dappertutto. Questo vuol dire che viaggiavano, che giravano tutto il mondo e il re Agamennone dopo è diventato il capo di tutti gli altri greci continentali e ha fatto la guerra contro Troia. Questa cultura che viene chiamata micenea, perché da Micene, però da Micene, forse da Micene, questa famosa mitica regina dal bellissimo diadema, che chissà, forse era una regina dei Pelagi? È più quello che uno capisce vedendo, cioè io vedendo qui capisco che ho visto queste cose in altri luoghi del Mediterraneo, tutte sulle coste, no? Poi lasciamo perdere, non ti parlo di Sacsayhuamán, non ti parlo del Perù, perché altrimenti dopo non parliamo. Allora, effettivamente, capisci, cioè quando vedi le mura poligonali, vedi le mura ciclopiche, allora cos'è? Era una civiltà che parlava la stessa lingua, fra l'altro. Sì. Allora io dico, sti pelagi. Questi dove venivano? Cioè, allora, i sardi dicono che venivano dalla Sardegna, i greci dalla Grecia, i laziali dicono, ma forse noi, così. Da dove venivano? Dal Grande Verde. Cos'era il Grande Verde? Ma cos'era il Grande Verde? Il Mar Mediterraneo? No, secondo alcune teorie potrebbe essere l'Atlantico. E in Atlantico quale grande civiltà venne sommersa da un cataclisma? Non dirmi che è Atlantide. E laggiù c'è la tomba di Atreo, o di Agamennone anche, che è stata chiamata, ma la cosa importante è che è fatta a Tolos, cioè è una sepoltura coperta da una montagna di terra tonda, così come i Kurgan, così come le tombe asiatiche, così come gli Etruschi. È la stessa cultura, hanno le stesse usanze sicuramente, ecco, anche quelle di seppellire i loro re sotto una piccola montagna di terra artificiale che nasconde l'oro che il re si porta con sé. La tomba di Atreo. Mi ricorda il pozzo di Santa Caterina in Sardegna. È fatto circa così, con un lastrone sopra l'altro che sporge di pochi centimetri e quindi riesce a raggiungere una grande altezza e una grande precisione di costruzione. Guarda l'architrave, guarda, è un pezzo unico, guarda che roba, ed è anche bombato. Mi sembra di essere arrivata ad Atlantide, c'è un gusto, un modo di lavorare la roccia, di mettere un pietrone sull'altro. Allora veramente, ed anche i nuraghi hanno questa derivazione. A livello architettonico è incredibile. Senti che audio. Se vi dico che questa è Atlantide, che siete arrivati a Atlantide, voi cosa dite? Che può essere vero. Certo, lei è stata qui e ci sono stata anch'io.